Un popolo diventa povero e servo quando ci arroba una lingua. Queste le parole che diceva il grande poeta siciliano Giovanni Buttitta. Per valorizzare la lingua siciliana, le nostre origini e per non fare disperdere i nostri valori, questi gli obiettivi dell'Accademia della Lingua Siciliana che ieri con i suoi rappresentanti hanno incontrato il sindaco della città Francesco Miccichè. Tregor Russo, Vittorio Agro, Giovanni Cumbo, Sorin Di Francesco, Giovanni Montalbano, Rita Monella hanno voluto coinvolgere ed informare delle iniziative legate proprio alla diffusione della grammatica, delle origini siciliane. La lingua è un fattore basilare, la matrice della libertà e dell'indipendenza, del riscatto sociale ed economico di un popolo. Tante le iniziative in cantiere illustrate dai rappresentanti dell'Accademia al primo cittadino, da realizzare ovviamente dopo questa ondata di Covid-19, tra questi anche un convegno sulla lingua siciliana, varie iniziative culturali che hanno come obiettivo proprio quello di non fare disperdere le nostre tradizioni anche linguistiche. Sì, oggi sono qui con gli esponenti dell'Accademia, il Presidente, i vari professori. Naturalmente mi ha colpito tanto la loro preparazione, la loro competenza, la loro voglia di portare avanti questa idea proprio qui ad Agrigento che deve diventare la culla della nostra cultura siciliana. Importantissimo è lo studio della lingua siciliana che ha delle origini molto antiche, si parla addirittura dalla Magna Grecia fino ai tempi d'oggi, con varie anche dominazioni che si sono susseguite e quindi che hanno dato i mutamenti e cadenze alla nostra lingua, però è sempre importante coagulare lingua e cultura. Se valorizziamo la lingua si valorizza la cultura e viceversa, quindi secondo me è una cosa fondamentale questo che questi ragazzi, questi professori, queste competenze stanno portando avanti. Finalmente oggi si è costituita l'Accademia della Lingua Siciliana, uno dei principali fondatori, il professore Zamputo, che oggi non c'è, e oggi vuole essere un inizio proprio di portare lo studio della lingua siciliana, le nostre tradizioni. Questo è un punto di inizio, con gli amici giustamente ci stiamo cimentando appunto nello studio della lingua siciliana per farne, come si suol dire, un punto di inizio per studiare la tradizione, la lingua, dare, come si suol dire, uno stile univoco in tutta la nostra terra, quindi vedere un pochettino di creare appunto dei corsi di lingua siciliana dal primo livello, secondo livello, quindi con l'ausilio e l'aiuto di professori universitari, insegnanti e quant'altri vorranno darci una mano d'aiuto. Ecco, anche tu presente qui hai anche donato un libro al sindaco per questo momento importante. Sì. Oggi è stato un giorno importante, sono stato invitato dal sindaco di Agrigento dove ho dato un omaggio della mia seconda opera letteraria, che è il libro che ho scritto l'anno scorso, uscito in tutta Europa, che si chiama Le rintoccate senza sopiti, che tratta di amore e psicanalisi, un momento particolare dove ho parlato anche di questo momento che tratta purtroppo la pandemia. E oggi qui assieme con l'Accademia Lingua Siciliana, che mi hanno dato l'onore di diventare il loro docente universitario di questa bellissima opportunità che si parlerà della lingua siciliana in questa Accademia che nasce da Agrigento e che poi creerà dei corsi per tutta la Sicilia e mi vedrà coinvolto per poter dare un contributo per quanto concerne l'arte e la cultura della nostra Sicilia.